La pala dell'alabarda è firmata da un altro grande pittore veneto, Lorenzo Lotto, artista che visse e lavorò per molti anni nelle Marche, arricchendo questa regione con la sua pittura originale e anticonformista. L'opera è stata commissionata dall'anconetano Simone di Giovannino Pizzoni nel 1538 per l'altare maggiore della chiesa di Sant'Agostino. L'impianto monumentale, che si rifà alla lunga tradizione delle sacre conversazioni venete, ha qui un'impostazione più semplificata, caratterizzata però da un sottile intreccio psicologico fatto di sguardi e gesti, in cui ogni personaggio ha un ruolo e significato ben precisi. Una composizione sapientemente messa in risalto da un ricco gioco di luci e ombre. Il dipinto rappresenta la Vergine, seduta al centro su di un altissimo trono, dove compare al centro in basso la firma dell'artista. Avvolta in un manto azzurro, la figura rivolge lo sguardo verso il basso, mentre sostiene il bambino sulle sue ginocchia. In basso ai lati della Vergine sono disposti 4 santi rappresentati con vesti dai colori accesi e contrastanti. Ognuno di essi è caratterizzato dal proprio attributo iconografico. A sinistra la pietra per Santo Stefano e l'aquila per San Giovanni Evangelista. A destra la graticola per San Lorenzo e l'alabarda per San Simon Giuda. L'opera è letta in chiave locale per la presenza dei santi protettori della città, Stefano e Lorenzo, e per l'alabarda spezzata e rovesciata, sorretta da San Simon Giuda. Quest'arma, simbolo del potere papale, allude alla fine della tirannide del legato pontificio, cardinale Benedetto Accolti, uomo di ineguagliabile ferocia che soffocò le proteste dei nobili anconetani nel sangue. Nel contratto dell'opera era indicato che la pala poggiava su una predella decorata con le storie di Sant'Orsola, fra 2 stemmi della famiglia Pizzoni, ma non se ne hanno al momento notizie. Nel 1994, nel vicino convento di San Domenico, è stata ritrovata invece la lunetta raffigurante lo Spirito Santo e 7 cherubini, ora ricongiunta alla pala.